In collaborazione con Eccoci qua, grazie per avermi portato in quel della Pieve di San Pietro di Feletto, dove incontreremo Armando Zanotto e la Befana per preparare la festa della Befana. Ma mi hai portato su con un'auto stupenda, veramente bella, sportiva, elegante, le ha tutte, ce la puoi raccontare un po'? È una vera novità questa Subaru Crosstrek e-Boxer, con un motore 2000 Boxer a benzina accompagnato da una componente elettrica che quindi la rende ibrida, con le conosciute capacità delle 4 ruote motrici di trazione integrale Subaru e cambio automatico, tanta grinta e tanta capacità di muoversi negli ambienti anche un po' più difficili. Beh, che dire, grazie infinite, grazie alla concessionaria Carraro che ci ha portato per l'ennesima volta un'auto, e sono 12 con questa, un'auto veramente bella. Grazie. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Bene Armando, ciao Armando. Ciao. Ma che bello vederti, questa è una puntata veramente bella. Siamo in quel della Pieve di San Pietro di Feletto, dove c'è una casetta, un punto informativo, poi il nostro amico presidente della Proloco di San Pietro di Feletto, Marcon, ci spiegherà, ci racconterà, come ci racconterà un altro ospite che è Balbinotto Ernesto, benvenuti anche a loro, e grazie ai nostri ascoltatori che da molto tempo ci stanno seguendo questa serie di trasmissioni dedicate al Veneto, alla cucina veneta, al grande maestro Armando Zanotto. Salutiamolo. Salutiamo questi nostri amici e amiche ascoltatrici, dicendo come che ha passato l'ultimo dell'anno, come deve passare l'ultimo dell'anno, è il primo, bisogna portare fortuna, bisogna che mi scrivei, che parlei, però non altri che famo gli auguri, perché lei sono molto bravi a darci anche delle come si dice, degli spunti per poter dare delle ricette straordinarie. Esatto, Oggi, caro Bruno, lei la Befana. Lei la giornata della Befana. Quindi è una vecchia tradizione nella Befana che tu descriverai, che te l'ho detto. Ma lo possiamo fare subito. Sì. Guarda qui c'è il dolce straordinario che viene fatto nel periodo della Befana e che a me posso ricordare i bibanesi. Perché? Perché il Bepi de Re, che era un grandissimo amico di tutti noi qui dentro, lui era uso portare la pinza che faceva lui nel suo forno, faceva personalmente, quando facevamo il grande panevin sulla circonvallazione di Conegliano. Fantastico. E lui ogni anno quintali di pinza, ma veramente straordinaria. E poi, allora, sai, è quello che il bello di questa pinza qua, che si conserva ancora le tradizioni, che tu adesso dai motivazione, una volta cosa che fa quando che riesce a mar panevin, prego. Sì, la pinza della Befana, si chiama proprio il dolce della Befana. Questo dolce è tradizionale e fortunatamente ancora presente nelle nostre tavole. Per fortuna che c'è ancora qualcuno che pensa a fare questo dolce de casada, chiamiamolo così.
Una volta era usanza assistere al falò della zona, nella nostra area erano previsti diversi falò proprio per il buon augurio, alla prosperità per l'anno nuovo, dipende da dove andava poi il fumo. E della zona organizzati in occasione della Befana, i cosiddetti panevin, no? E assaggiare le 7 qualità, e tu ne sei a conoscenza, di pinza in esse offerte. Una consuetudine, secondo gli anziani veneti, di buon auspicio. Qualcuno rispetta ancora questa tradizione, è una tradizione di famiglia, prepara le sue pinze speciali, ogni una con ingredienti diversi a seconda del luogo. C'è chi usa la zucca, chi non adopera il lievito, chi non mette l'arancio, chi non mette lo strutto e così via. Io, che saresti tu, vi svelo la ricetta della mia famiglia. Poi ce la racconterai, anzi raccontacela. Allora, questa tradizione è molto bella perché tutte queste famiglie attorno di questi casati, eccetera, quindi a chiamare il panevin, e ognuno portava un tocco di pinza, e questa pinza la viene cercata dopo da tutti quanti, e là gli svea la ricetta e dopo gli fa applausi a quella che era più buona. Ecco, questa era una tradizione che veniva rispettata. Adesso non è qualche posto ancora che fa questa tradizione. Ma dimmi, dopo si accendeva intorno al panevin, si accendeva il panevin e la Befana. La Befana, ragazzi. Guarda che abbiamo la Befana qua. Bisogna stare attenti. E l'hai mai presentata la Befana qui presente? No, io ve la presento, qua abbiamo la Befana che sta aspettando col sorriso di essere messa in cima al panevin per essere bruciata, ma ella non la sa. Non la sa? Non la sa. Oh, la Madonna. E che domandemmo a Arcangelo Marcon, che è il presidente della Proloco qua, ma ti la tua avvisata che dopo mai mai avvisarla, perché sennò... Perché sai, è una tradizione che dobbiamo portare avanti ogni anno e dobbiamo mantenerla per ogni anno, quindi la mettiamo in vista e la teniamo là senza avvisarla. Per quel che lei vigila il fuoco alla fine gli spegne, insomma, ho capito. Ma raccontaci un po' di questo luogo fantastico dove ci hai permesso di raccontare la puntata straordinaria della Befana con Armando Zanotto. Sì, bene, innanzitutto, anche se Epifania si dice che ogni festa porta via, a nome mio e della Proloco un augurio di un buon 2024 a tutti quanti gli ascoltatori. E qua siamo all'interno della denominata casetta, è un punto informativo recuperato in questo 2023 e dove praticamente va a promuovere le eccellenze di San Pietro di Feletto. Siamo proprio ai piedi dell'antica Pieve, abbiamo circa 14.000 visitatori all'anno e questo dovrebbe diventare proprio, lo stiamo spingendo un po' alla volta, un punto di partenza alla visita dell'antica Pieve in primis e poi alle eccellenze del territorio. Storicamente San Pietro di Feletto è un terreno dove praticamente viene promosso e prodotto il Prosecco superiore di OCG. Difatti alcune cantine del territorio ci hanno veramente sostenuto sul recupero di questa casetta, perché questa qua è stata comprata nel 2018 da un privato, era un edificio fatiscente, era stato abbandonato negli anni, è stata la prima scuola di San Pietro di Feletto, quindi ha una valenza in più che il consorzio delle Proloco, l'amministrazione comunale e la Proloco di San Pietro di Feletto ha dato un motivo in più per investire proprio su questo luogo, anche per dare un senso storico del fabbricato stesso. Allora diciamo ai nostri ascoltatori di divulgare questa notizia, perché questo è un punto di partenza per il percorso Conegliano Valdobbiadene, che è territorio dell'UNESCO. No? Esatto, e non solo, nel senso che oltre ai visitatori di San Pietro di Feletto, essendo proprio all'interno del territorio UNESCO, abbiamo proprio, siamo
nelle colline, siamo proprio nel cuore di questo territorio e di conseguenza il nostro impegno, perché è un onore però diventa anche un impegno, promuovere il territorio attraverso appunto le varie attività che l'associazione promuove, dalla cultura alla mostra del vino, che è fiore all'occhiello della nostra associazione. Grazie Presidente. E poi abbiamo qui presente l'onore di avere Ernesto Balbinot, che ci accompagna già, devo dire, da qualche anno con la nostra trasmissione, e lo ringraziamo. Ciao Ernesto, che Ciao a tutti. poi ci spiegherai il vino che va bene abbinato naturalmente alla ricetta d'oggi. Bisogna che te mi dici Certo, che vince certo. va meglio, Ah, ti puoi parlare anche a dialetto con lui, sa tu. È che l'avevamo insegnato ultimamente, avevamo fatto dei corsi. Sì. Immagino. Sì. Ma raccontami anche un po' della tua azienda. Beh, azienda Le Manzane è nata nei lontani anni 80. Mio papà aveva già l'azienda, io l'ho proseguito, ho proseguito l'azienda, poi ho avuto la fortuna che anche i figlioli si sono appassionati, per cui è un'azienda familiare che opera tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene e Vittorio Veneto. Noi gestiamo circa un'ottantina di ettari tra proprietà e non proprietà e facciamo tutto, dal vigneto all'imbottigliamento, comprese rete commerciale e tutto quanto. Di quel vin che è un argomento che lo vuole tenere sempre nascosto. Sì. Parla un pochettino di quel vino che è la chicca vostra adesso di questo momento. Poi amate anche molto fare la vendemmia di notte anche. Come chiedeva il maestro Zanotto, abbiamo anche qualche altra piccola particolarità. Nella nostra azienda noi ci stiamo un po' spostando, sperimentando, diciamo, dei prodotti alternativi al prosecco di OCG Conegliano Valdobbiadene, che chiaramente è sempre il nostro cavallo di battaglia. Abbiamo piantumato anche a San Pietro di Feletto 1,5 ettari di Merlot e anche 1,5 ettari di Manzoni, per cercare di spingere questi vini e avere un'alternativa. Vinificazioni particolari e anche affinamenti particolari, sia in tonneau che in serbatoi di cemento, per avere delle diverse riuscite, e sicuramente assaggiandoli da un serbatoio all'altro cambiano. Per adesso ci siamo fermati a fare un po' di Manzoni con il legno, i rossi li abbiamo ancora a riposare e abbiamo aggiunto però una chicca che è il prosecco Surlì col fondo, un DOCG che rifermenta in bottiglia. Ecco, queste sono un po' le strade che stiamo cercando di percorrere per dare qualche altra alternativa. Grazie Ernesto, poi ci spiegherai l'abbinamento del vino che ci hai portato stamattina. Io direi gli ingredienti, Sì. poi tu spieghi come Sì. fare. Gli ingredienti per questo bellissimo dolce della Befana sono 200 grammi di farina di grano turco, Sì. quella gialla, 200 grammi di farina di frumento, perciò bisogna mettere bianca e gialla dentro, 200 grammi di burro, un uovo, 200 grammi di zucchero, 350, poi rivedete la trasmissione e vi prendete i dati, 350 grammi di uvetta, l'uvetta è necessaria, no? E messa a moio, Messa a moio prima. bravo. Ecco, perché altrimenti... Magari anche nel vin prosecco andaria bene. questa sarebbe una bella roba, sì, dopo, sì. proprio nel vin prosecco. sì. 200 grammi di fichi secchi, Sì. anche qui messi a moio. No, chi ha tagliai a tocchetti. Tagliai a tocchetti, un bicchiere di latte, semi di finocchio a vostra discrezione, perché c'è qui che piace di più, che piace di manco, un bicchiere di grappa. Questa che vuole. Qui ha fatta, Ma però qui ha fatta fra i concoi di una volta. Prosecco da Bari. Ah, Qui ha del prosecco da Bari, io voglio dire. da Bari, San Nicola ne porta qui. Qui è nostra chi fa a Bari. Ah, capito? capito. Perché Eh, non questa è- no, ma lui sa che una volta la grappa del prosecco si affia sui concoi, no? Mai dire mai che non fa fra poco anche la grappa del prosecco. La fasa. Ecco lì. Una bustina di lievito, la buccia ed il succo di un arancio, di un arancio. un pizzico di sale e vino. E adesso siamo arrivati al vino. Prima che lui che Ernesto ci descriva che il vino da abbinare,
tu dai un'infarinatura della farina, Ma come sì, preparare? guarda, la pinza, come quando ti metti su una poenta. Ah, ecco, No. sì, Allora, semplice. care signore, lei tutti questi ingredienti li impasti su una bacinea per ben. Quando che devi impastare per ben, è semplice, mette il tutto in forno per diciamo 35-40 minuti circa, e per vedere la cottura c'è un stuzzicadente e lo infili in mezzo a pinza. Se il stuzzicadente viene fuori che non è umido e asciutto, la pinza è pronta e quindi la tiri fuori. Se puoi mangiarla benissimo anche a calda, ma anche a fredda, perché fredda la va bene anche a colazione la mattina. Una volta vorrei che si fia colazione con latte a pinza, boia miseria, era una roba meravigliosa. E a proposito, che vino abbiniamo qua? Sì, allora, dolce della tradizione, propongo anche un vino della tradizione, autoctono, un marzemino passito, tipico delle nostre colline di San Pietro di Refrontolo. Marzemino passito era anche decantato come eccellente marzemino nel Don Giovanni del Mozart. Una volta i vini passiti erano quelli che venivano, chiamiamo, esportati, portati oltre Alpe più facilmente perché si conservavano meglio. Era molto conosciuto, tanto che è andato appunto nel Don Giovanni del Mozart, decantato l'eccellente marzemino. Tornando a noi, è un vino rosso passito, il grappolo è abbastanza spargolo, per cui lascia passare dell'aria e si presta al cosiddetto appassimento. In questo caso viene vendemmiato a metà settembre circa, messo nei graticci e vinificato nel periodo natalizio, o appena prima o appena dopo Natale. Un po' di difficoltà nella fermentazione perché il periodo è freddo, bisogna scaldarlo, o comunque otteniamo un vino chiaramente più alcolico perché nell'appassimento l'acqua viene evaporata e di conseguenza abbiamo un vino alcolico con un residuo zuccherino anche elevato, perché la fermentazione spontaneamente a un certo punto si ferma perché non riescono più i lieviti a portare a termine. In questo caso abbiamo un prodotto che ha un 70 grammi di residuo zuccherino, per cui non stucchevole, essendo anche bello strutturato, chiaramente un bel profumo da ciliegia, da mora, che poi noi ritroviamo in bocca e secondo me, non essendo dolcissimo, con la pinza ci sta da Dio. Bene. E allora passiamo da Ernesto alle manzane in quel di San Pietro di Feletto, sempre però sulla strada che va a Tarso. Benissimo. Allora, che fare? Ringraziare naturalmente i nostri ospiti. Il presidente che ci ha ospitato. Presidente. No, Sì. Presidente, grazie. Presidente della Proloco, è importante. Beh, certo. Sì. E Arcangelo- anche tra l'altro perché fa delle bellissime manifestazioni Sì, durante è l'anno. vero, è vero. Quindi. Difatti abbiamo già ricevuto l'invito per il prossimo Spiedo, sai. Ah, sì? Sì, c'è anche Balbinot. Sì. Bene, Va ecco. bene, Presidente, io la ringrazio San Pietro di Feletto, il comune di San Pietro di Feletto per l'ospitalità, ringrazio naturalmente Ernesto Balbinot. Buona e- Befana a tutti. Grazie. Ringrazio Armando Darè, che è oggi il propulsore dell'azienda dei Bibanesi. Ringrazio anche chi ci ha portato sempre nel luogo dove sì. abbiamo poi fatto le puntate di Casa Zanotto, perché non tutte le abbiamo fatte in Casa Zanotto, Certo. e che è la Ruggero Carraro, che è un nostro carissimo amico, concessionario della Subaru, della Mercedes e di altri marchi molto importanti. Però io vorrei ringraziare alla fine, perché siamo la Befana, perché ho visto un po' di sorriso quando che ho parlato dei pompieri. Sì. Si gara serena, perché la sì. pensa ben se c'è po' fuoco che sei i pompieri che mi stusa. E allora tutti a vedere il panevin demo fora, che dopo la Befana la metteremo su dopo. Ciao a tutti, Ciao. grazie, arrivederci. Buon sabato. In collaborazione con